Telespettatori Telefriuli, benvenuti qui al Punto, benvenuto al sindaco di Basigliano Marco Del Negro. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Quindi sindaco, allora vediamo un momentino com'è la situazione sul territorio del comune di Basigliano, un comune storico e molto conosciuto in tutto il Friuli, e una sorta di bilancio, insomma, siamo a fine anno per cui qualcosa lo possiamo dire. Diciamo, siamo a fine anno, ma per quanto riguarda il sottoscritto siamo anche a metà del mandato, no? Tendenzialmente uno dice, vabbè, spingo i primi anni e poi le curve mi portano ad avere i risultati. Quando siamo candidati nel 2019 la gente diceva, no, come in tutti i comuni credo, le opere ti partono sempre alla fine perché così ottieni consenso, ma di fatto quelle opere che sono partite alla fine, a ridosso delle elezioni, erano frutto di un'attività di semina, no, fatta negli anni. Allora una parte di quella semina non l'abbiamo ancora vista a frutto, a pianta oggi, ma la vedremo nei prossimi mesi, quindi tante cose in corso di sviluppo, e poi c'è tutta un'attività di semina per il futuro, per Poi c'è dare stato continuità. anche la situazione pandemica che ha un po' rallentato, bloccato e rallentato Sì, è un disastro, quindi... un disastro. Diciamo che il 2020 evidentemente è stato un anno particolare, no? È stato un anno complicato in cui si chiedeva agli amministratori, alle strutture, agli uffici di fare qualcosa che non erano abituati a fare, ad affrontare giorno dopo giorno delle situazioni che cambiavano. E il ruolo dell'amministratore, dei sindaci, dei consiglieri, degli assessori, secondo me è stato fondamentale in quel periodo, perché il cittadino aveva bisogno di informazioni fresche, informazioni continue, una presenza, e insieme al volontariato, protezione civile e altro volontariato c'è stata una presenza. Gli uffici in questo modo sono andati avanti di inerzia, ma con un'inerzia che di fatto non consentiva di lavorare con serenità. E quindi il 2020 è stato un anno complicato. Per Basigliano, paradossalmente, il 2021 è stato forse più complicato ancora, no? Abbiamo avuto 6 pensionamenti per entrare poi su una tematica che è di attualità. Le risorse sono molto importanti. 6 pensionamenti, tra cui il responsabile dell'ufficio tecnico proprio a fine dell'anno scorso, il segretario comunale, quindi il 2021 è stato un anno di assestamento e questi assestamenti chiaramente condizionano l'attività amministrativa di enti che non sono classificati tra i piccoli comuni, sono comuni di medie dimensioni ma che hanno paradossalmente le complessità e le difficoltà di comuni un po' più grandi dal punto di vista degli adempimenti, ma hanno anche limiti di strutture che hanno i comuni più piccoli. E quindi il 2021 è stato un anno difficile, ecco, un anno difficile anche dal punto di vista dell'approccio. Questo però non ha impedito di sviluppare alcune cose, insomma, magari progetti. lavori in corso, magari progettazioni in itinere ci sono, no? Opere anche concluse. Parecchie, c'è parecchio, abbiamo alcune cose che come dicevo si sono concluse alla fine del precedente mandato, quindi diciamo nel 2019, altre che sono oggi in corso di sviluppo, una tra tutte che è un collegamento tra la piazza del capoluogo che permetterà una rivalutazione, valorizzazione della piazza del capoluogo che dovrebbe partire nelle prime settimane, nei primi mesi dell'anno, e poi c'è una semina. E sul tema semina entra in scena tutto questo discorso PNRR, anche i commenti fatti dal sindaco di Milano proprio ieri, no, sul tema dello spendere i soldi. Faccio un esempio. Partecipato a delle bandi nazionali, Basigliano viene finanziato per 2 progetti. Uno, fare le infrastrutture di parcheggio del polo scolastico nuovo su cui abbiamo investito per 5 anni, e l'altro riqualificare una via sempre del capoluogo. Questi finanziamenti entrano nel canale PNRR e lo Stato impone tempi di realizzo 10 mesi l'uno e 15 mesi l'altro. Quindi la burocrazia, diciamo così... Quindi questo diventa adesso la sfida vera. Allora noi ci siamo attrezzati facendo uscire un bando per assumere una figura tecnica che abbia un profilo che possa far fronte, insomma, che possa seguire. per cercare di anticipare, no? E per cercare anche di sfruttare le opportunità del PNRR. Però il tema è un tema che andrebbe valutato a livello sovracomunale, perché sono sfide che non possono essere i 50.000 euro per sistemare, come si diceva, 4 marciapiedi. Ecco, qui mi porta a un marciapiedi. tema che magari molti sindaci, molti suoi colleghi hanno affrontato, chi in un modo, chi nell'altro, ma comunque dopo le UTI per esempio dove va Basigliano, dove vanno tutti i comuni, perché c'è questo ente di decentramento regionale che comunque è commissariato, c'è un commissario, ma al di là delle annunciazioni non sento un movimento, diciamo così, incisivo, ecco, chiamiamolo così. No, io temo che il movimento incisivo lo avremo quando, se
e quando questo ente diventerà elettivo. Allora vedremo che sarà un ente ambito. Fintanto che non è elettivo e diventa un ente strumentale, non si capisce che cosa vada a fare. Ci dicono che dovrà fare manutenzione della viabilità, così sembra, ed è un aspetto. Basiliano dove va? Basiliano non è mistero e sono anche ad oggi, con un bilancio di qualche anno alle spalle, convinto del percorso fatto con le UTI e che le UTI fossero uno strumento per due ragioni. La prima, perché avevano permesso di costruire un tavolo di confronto fisso permanente, avrebbero permesso di costruire un tavolo fisso permanente tra sindaci in cui questi potevano confrontarsi e non c'è mai stato tanto bisogno come oggi di un confronto tra amministrazioni anche politicamente diverse e questo oggi non c'è più. Il secondo aspetto è quello che dicevo prima, un ente che abbia competenze sovracomunali è anche l'ente che ci serve per affrontare assieme delle sfide che sono più grandi di noi. È impossibile che un comune come Basiliano sia pronto sulla griglia di partenza a una sfida così importante come quindi si rischia anche di perdere i fondi. Si rischia di perdere i fondi. L'UTI dal 2015-2014 in poi avrebbero potuto oggi, se non ci fosse stata la volontà deliberata di smantellarle, avrebbero potuto chiaramente essere questo strumento a beneficio di tutti i sindaci e anche della politica regionale. E quindi operate un po' con convenzioni in sostanza. Fino a metà 2021 si è tentato di salvare quello che era l'esperienza UTI trasformandoci in comunità, poi anche lì non c'è stata la possibilità per evidenti ostruzioni di natura politica, perché poi queste sono le cose, non per questioni di opportunità tecnica. Oggi è in piedi, è in essere una convenzione di polizia locale che anche quella probabilmente subirà delle modifiche, tra 7 comuni, neanche tra 11, e quello che ci tiene seduti intorno a un tavolo di fatto e non sempre con grande passione sono le politiche sociali. No? L'ambito socioassistenziale ci obbliga, perché la legge l'obbliga. È una cosa molto importante perché, visto anche la situazione, penso che molte famiglie, perché parliamo sempre di giovani e anziani, parliamo di famiglie che sono in difficoltà. Indubbiamente, e il paradosso di questo 2021, vedremo come sarà il 2022, è che il sistema è stato, tra virgolette, drogato da fondi. C'è un esubero di risorse a disposizione dei comuni, che però sono risorse transitorie, non legate alle emergenze, ai buoni spesa. Noi siamo alla 4ª edizione dei buoni spesa per solidarietà alimentare, no? Quest'anno li estendendoli ed è in essere il bando anche alle utenze e ai canoni. Però cosa succederà nel 2022 se questi fondi verranno tolti? Le risorse di bilancio di comuni come Basiliano non consentono di dare una stabilità e allora il rischio è che l'emergenza ha lasciato strascichi a cui tu non riesci a far fronte. E lì è la sfida anche per capire come la fiscalità e la capacità dei comuni di spendere abbia necessità di maggiore flessibilità. E quindi un aspetto normativo più ampio che meriterebbe. Qui se diventa un blackout, diciamo che il volontariato diventa ancora più importante, cioè la solidarietà tra, non solo con le associazioni che sono deputate, ma soprattutto fra le persone. No? Con Basiliano mi pare che è abbastanza ben consegnato. Basiliano è un paese ricchissimo di volontariato e sopperisce il volontariato spesse volte anche a quello che un ente pubblico non riesce a fare, che sia il comune o che sia anche a livelli sovraordinati, sia come antenna per le difficoltà sociali e nell'epoca più calda del Covid questo si è visto, erano loro le antenne che aiutavano anche a far fronte, a tamponare certe emergenze e poi anche da un punto di vista proprio di mantenere questo tessuto nelle comunità. Allora l'avere tante associazioni, tutte vive e che tutte cercano, nonostante le difficoltà, di fare e ripartire con 1000 fatiche, allora questo dà speranza che l'aggregare le persone consenta alle persone di trovare una ragione per ripartire e rivivere anche loro. Quindi qui, in questo punto di vista, sono ottimista, indubbiamente ottimista, perché conosco le persone che operano nel volontariato del mio comune e sono all'altezza di questa sfida. Situazione. Ecco, le tasse come sono a Basiliano? Le avete rimodulate? Perché i servizi devono andare avanti e anche costano, no? Allora, il grosso è stato mantenuto, quindi quello che riguarda il gettito più grande che deriva dall'IMU, lì non è stato toccato, ci sono stati degli aggiustamenti per leggi dello Stato recenti, ma questi sono stati recepiti senza modifiche. La Tari, che viene gestita dalla società
a ET 2000, nel corso degli anni ha avuto un tendenziale riduzione dell'impatto, perché abbiamo attuato delle politiche che mirano più a far pagare il consumo e la produzione del rifiuto piuttosto che le teste o i metri quadri. E quindi quello lì è stazionario. Con l'ultimo consiglio, quindi il bilancio del 2020 e 2021, abbiamo ritoccato l'addizionale all'IRPEF, perché la previsione per gli anni a venire, l'addizionale all'IRPEF non ha un effetto immediato, ha un effetto nel corso degli anni, era quella di non trovare coperture sufficienti per far quadrare i conti a bilancio. A maggior ragione alla luce di quanto è successo sul trasporto scolastico, che è di pubblica evidenza. Questa operazione, finalmente l'esserci svincolati da questa ditta Tundo, ci consente di avere un servizio all'altezza, e pubblicamente porto le mie scuse, il mio rammarico alle famiglie che hanno sofferto nel primo mese del servizio scolastico il disagio, però ci portano anche l'evidenza che ai costi di una volta i servizi di trasporto scolastico non possono più essere resi. E quindi l'incognita per il prossimo anno scolastico sarà come garantiremo il servizio, fermo restando che la volontà è quella di mantenere il costo invariato, e quindi da qualche parte la maggior spesa deve essere coperta. State pensando, lavorando, insomma, ecco. Ecco, siamo a fine anno, quindi qualche evento basiliano lo fa, nonostante il Covid, no? Sì, allora, grossi eventi non è possibile non ci sono stati, però la Proloco di Villa Orba è riuscita, rimodulandola, a fare la festa delle Masanete, conosciuta come Festa delle Masanete, sì. Che in qualche modo è una delle feste più importanti in comune di Basiliano. Complimenti a loro, perché si sono assunti una responsabilità, dei rischi, ma rispettando tutte le norme hanno fatto una festa ed è riuscita molto bene. La Proloco di Basiliano, insieme ai commercianti, coinvolgendo i commercianti, ha tentato di organizzare qualcosa per il patrono Sant'Andrea. A gennaio avremo un evento importantissimo che saranno i campionati italiani di ciclocross, promossi dall'associazione AP66, di P66 e col coinvolgimento delle associazioni del territorio sul Colle di San Leonardo a Variano, che sarà storico, no? Storico, dove è cresciuto Daniele Pontoni, e dove abbiamo visto anche una tappa di Coppa del Mondo un po' di anni fa. Io mi ricordo che ero bambino a vedere, quindi, i ciclisti. Insomma, un posto, insomma, che ricorda un po' dei fasti, insomma, che quello è un posto splendido sia per la vita di relazione di una comunità, ma per il ciclocross in particolare rappresenta tanto, e anche dal punto di vista di quello che può portare come arricchimento al comune di Basiliano. Sicuramente sarà un evento importante. E in tempi di Covid riuscire ad avere attività di questo tipo, secondo me, è significativo, dall'idea che ci siamo, insomma. Bene, allora abbiamo sentito il sindaco basiliano, che comunque con un tono positivo ci ha portato un po' alla situazione del territorio di questo comune del Medio Friuli. Io ringrazio ancora Grazie a voi. Marco Del Negro, primo cittadino di Basiliano. Naturalmente alla prossima.